Benvenuti a Call Center Cortesia dal vostro Duilio Scantamburlo, che va a sentire immediatamente chi che è in linea questa sera per raccontarci i suoi problemi. Carissimo Duilio, ciao, mi chiamo Renato, chiamo da Padova. Ciao Renato, qual è il tuo problema? È che con la mia compagna ormai è tutta una routine. Beh, te sei già messo meglio di me, a manco ti che è una routine, qua guardo mi si blocca la digestione, è un tocco che routine non lo fa. Non capito, ma intendevo dire che una volta era diverso, che facevamo tante cose. Tipo, Ogni sera si faceva amore su un posto diverso. ogni sera facevi l'amore, Sì. ma sempre voi altri due. Ah sì, con stessa femmina, con stessa femmina. Ma interessante. E dopo una o due volte a settimana si andava fuori a mangiare al ristorante o al cinema o a teatro. Però ieri è rispettoso mangiare a teatro, scusami, ma non c'è neanche rispetto per gli attori mangiare in teatro. No, ma capisci Duilio quello che voglio dire? Dicevo che era tanto movimento e dopo invece basta. E una volta si andava anche in vacanza su posti sempre diversi. Adesso da 15 anni sempre fissi sul stesso posto, pestrina. Pestrina, beh, se vai a Pestrina non potrai mica lamentarti del posto se vai a Pestrina, scusami. Cosa ha avuto da me però Renato che non voglio ancora capire? È che voglio che mi che mi spieghi perché ci cattiamo in questa situazione con mia moglie. Beh, allora Renato, bisogna che ti faccia un esempio perché sennò te capisci niente. Allora, l'amore è come una nave da crociera, capisci tu? Cioè, all'inizio serve tanta spinta per far partire sta nave, va bene? Però all'inizio bisogna fare tante robe per dare sta spinta, ma non può mica durare sempre sta spinta qua, Ah no, e quanto dura sta fase di spinta? Cioè, gli esperti dicono 2 anni circa, nel mio caso dura 3 mesi, devo avere una satera, non una nave a crociera. Non lo so, dopodiché bisogna stare attenti che sta spinta non può durare sempre, sennò te esaurisci l'energia e ora bisogna trovare la propria velocità di crociera e godersi quella, sennò va a finire che come è successo a me, a un certo punto mi sono arenato. Anche a me sono Renato. Ah sì, anche ti Renato. Sì. A me mi sono arenato dopo pochi mesi, sai, dopo tanto, ti da quando sei tu arenato? Mi sono Renato sempre. Beh, ti sei Renato sempre, hai ragione anche te. Vabbè, ascoltami Renato, comunque guarda, ricordati, secondo me nel tuo caso il problema non è Pestrina, perché Pestrina è benissimo. Il problema è che tu vai da 15 anni, quanto femmina a Pestrina. Allora, il vero consiglio è cambia femmina. Ecco, ora crociera la faccio fare ora. Sì, no, ma ora attenzione perché dopo non è che ogni anno ti puoi cambiare femmina, perché anche avere una femmina diversa ogni anno è come una nave da crociera. Cioè? Costa. Grazie Duilio. Arrivederci Renato.